Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa. Cari amici di Selfiamoci, quest'oggi parleremo di teatro. Seguite. Ed eccoci insieme al... Eccoci qua, insieme a Lindo. Ciao Lindo, benvenuto. Allora, oggi parleremo di teatro. Ma diciamo che con te si può parlare di tutto, non si può parlare soltanto di teatro, si può parlare di insegnamento, si può parlare di compagnia teatrale, possiamo parlare di lezioni di dizione. Devo stare attento anche a come si dice dizione, perché sennò mi bacchetta quest'oggi. Allora Lindo, mi dicevi che praticamente quest'anno sono 20 anni della fondazione, ecco, della tua compagnia teatrale. Sì, l'8 luglio del 1998, insieme a un gruppetto di amici, di studenti, di ragazzi che già facevano teatro, e io avevo finito insomma già da qualche anno l'accademia e avevo già lavorato da professionista come attore, decisi di mettere su questa compagnia che si chiama appunto Teatro Rosso Simona, e iniziamo un viaggio che era rivolto soprattutto con grande vigore al training fisico, all'allenamento dell'attore, e facemmo le prime uscite teatrali anche con risultati importanti. Nel 2001 abbiamo vinto il premio scenario, abbiamo covinto il premio scenario, insomma diverse produzioni che sono rimaste storiche nel percorso che abbiamo fatto, insieme a compagni di viaggio come Manolo Muoio, Ernesto Enrico, Emilia Brandi, solo per citarne proprio i primi che mi vengono in mente. Un percorso che è appunto durato 20 anni con tante trasformazioni, cioè nel senso che da che è partita la compagnia proprio come una compagnia dedita molto al lavoro fisico, al training fisico, ispirandosi a dei modelli teatrali particolari, appunto tipo il training di Eugenio Barba. Poi la compagnia ha avuto tutta una serie di altre evoluzioni, dal rapporto con degli scritturati ordinari a delle regie importanti nel corso del tempo. Ha avuto l'occasione di produrre spettacoli con Rosso Simona con la regia di Peppino Mazzotta. Vabbè, diciamo che in 20 anni ci sarebbe veramente tanto da raccontare. Sì, ma intanto la mia prima curiosità è: quanto è difficile tenere in piedi per 20 anni una compagnia teatrale? Questo assolutamente è una cosa di cui sono orgoglioso, perché è una cosa complicatissima, proprio perché una compagnia professionale, per essere tale, ha bisogno di fondi, ha bisogno di risorse, e spesso questo non accade, o comunque non accade con regolarità, o comunque quando accade è sempre estremamente difficile, per cui si tratta proprio di avere la difficoltà pratica di avere i fondi per produrre gli spettacoli, per pagare gli attori, per pagare i tecnici, le scenografie, e spesso questo rapporto economico è un po' sfalsato, nel senso che tu sai che hai dei fondi per realizzare un percorso, però poi di fatto non ce li hai perché ti arrivano dopo 2 anni. E quindi diciamo che oltre alla difficoltà artistica, chiaramente, che è quella più importante, c'è anche questa difficoltà tecnica, pratica, di avere i fondi per poter realizzare grandi progetti. Però poi c'è il livello artistico che, sopperisce un po' a tutto, e quindi in questi 20 anni, ripeto, con tutte le trasformazioni, siamo sempre riusciti ad essere importanti sia per il teatro svolto qui all'interno del nostro territorio, della Calabria, in particolare all'Università della Calabria, perché la mia compagnia nasce all'interno dell'università, e poi soprattutto e questa è la cosa che mi rende ancora di più orgoglioso, con uno sviluppo su tutto il territorio nazionale, appunto con alcuni premi importanti, ma soprattutto con coinvolgimenti importanti di personalità del mondo dello spettacolo, come diceva appunto prima Peppino Mazzotta, che è il commissario Fazio del Montalbano Televisivo, o addirittura una produzione scritta e diretta da Fortunato Cerlino, che è il Don Pietro Savastano della Gomorra Televisiva, per cui sono riuscito nel corso degli anni a fare un percorso di crescita sempre importante, e questo è bello. Qual è il tuo ruolo all'interno della compagnia? So che tu praticamente nasci come attore, però poi gestire una compagnia, lì bisogna avere praticamente una visione a 360 gradi.
Sì, a un certo punto le persone insomma a me vicine mi prendevano in giro chiamandomi, insomma dicendo che ormai ero diventato un ragioniere. Non mi sono mai offeso perché di fatto io, oltre ad essere laureato, sono diplomato ragioniere, per cui questa cosa me la sono ritrovata. Cioè, sì, è complicato anche da questo punto di vista poi dirigere una compagnia. Sì, lo sviluppo è stato quello di aver iniziato come attore scritturato anche con altre compagnie. Ho lavorato moltissimo ad esempio con il Teatro dell'Acquario negli anni inizio anni 90 fino all'inizio degli anni 2000 e poi ho iniziato il percorso di regia e lentamente, gradualmente mi sono allontanato dall'attività di attore. Poi contestualmente è arrivata la compagnia e quindi mi sono ritrovato a impegnarmi sia come direzione artistica, quindi coordinamento proprio del pensiero artistico che c'è dietro una compagnia, ma anche la direzione amministrativa, che è la cosa più complicata, perché ormai funziona tutto con progettualità o della Comunità Europea, della Regione, del Ministero, e c'è un livello di burocrazia altissimo a cui bisogna stare dietro, però tutta una serie di collaborazioni riusciamo a difenderci bene, a essere anche importanti su tutto il panorama regionale, proprio un punto di riferimento anche a livello tecnico amministrativo. Fra le migliaia di cose che hai fatto in questi 20 anni, noi sottolineiamo questi 20 anni perché non è un punto d'arrivo ma nemmeno di partenza, però è importante, 20 anni di carriera, 20 anni di prestigio. In questo percorso hai praticamente rivisitato una storia stupenda come Il Piccolo Principe. In Cosentino fu Principicchio, giusto? Sì. Vabbè, quella è un po' un percorso, una tappa di avvicinamento, è stata una tappa di avvicinamento questa della produzione del libro con la Rubettino e con la casa editrice Rubettino. Una passione che ho da sempre, da quando ho conosciuto questo testo, poi contestualmente ho iniziato a fare teatro e allora da sempre ho avuto l'idea di mettere in scena Il Piccolo Principe, cosa che ho fatto nel 2003 in una prima versione, nel 2005 in una seconda versione, e all'interno di questa messa in scena c'era anche una scena che era l'incontro del Piccolo Principe con la volpe, che era tradotta in dialetto cosentino, anzi per essere più precisi nel mio dialetto, che è il dialetto rendese cosentino. E da sempre, sin da allora, sto parlando del 2005, quindi già di 13-14 anni fa, avevo in mente, mi era nata questa idea di tradurre Il Piccolo Principe in dialetto calabrese, perché, e torno ancora indietro, la mia passione col Piccolo Principe si lega anche a questo gioco di una collezione in quante più traduzioni possibile. E poi a casa mia, nel mio salottino, ho questa vetrinetta con una 55 più o meno dovrebbero essere traduzioni del Piccolo Principe, sia in lingue straniere, ma anche le più improbabili, dal Madagascar alla Polonia, alle foreste amazzoniche. E lì è partita la riflessione, perché non tradurlo in C'erano già alcune traduzioni in napoletano, in milanese, in veneto, e quindi questa idea che sono riuscito a realizzare 2 anni fa, appunto, con questa mia traduzione del Principicchio, che ha accolto anche i favori della casa editrice probabilmente la più importante che abbiamo in Calabria, la Rubettino, e questa cosa è stata bella perché poi ci ho legato anche un recital insieme ad un musicista, Giuseppe Oliveto, che abbiamo portato in giro e che continuiamo a fare, quindi è qualcosa che ha a che fare con il cuore intimo di me come artista, come persona, e che ha incontrato poi anche il mio percorso artistico di produzione della compagnia Rosso Simona, e quindi sono riuscito a mettere insieme tutto questo e ne è venuto fuori un prodotto bello, perché poi Il Piccolo Principe è un testo che è spettacolarmente emozionante. Saluto agli amici, sentiamoci. Grazie a tutti, un bacione, vi aspettiamo ai nostri spettacoli, saranno sicuramente divertenti, in particolare questo del 14 e 15 di giugno, vi farete 4 sane risate e grande divertimento per tutti. Ciao, a presto. Ciao e alla prossima. Nel teatro che puoi, dove siamo l'esercito del selfie di chi si abbronza con l'iPhone.
Cari amici di Selfiamoci, quest'oggi parleremo di musica, incontreremo una cantante che fin da bambina ha iniziato praticamente la professione del canto. A un certo punto del suo percorso incontra lui, ebbene sì, Claudio Baglioni. Da lì tutta una serie di successi che la vede protagonista anche a livello nazionale. Seguitemi. Ed eccoci insieme a Rosa Martirano. Ciao Rosa, benvenuta. Ma dove siamo? Dove siamo? Siamo a Piazza Bilotti. Dove mi hai portato? Piazza Fera per i cosentini veraci, insomma. Facciamoci una passeggiata. Sì, ok. Allora, la primissima curiosità, ecco, perché poi è la prima cosa che salta all'occhio, cioè questo incontro con Claudio Baglioni, quest'ultimo protagonista del Festival di Sanremo, l'abbiamo visto praticamente svestito dal ruolo di cantante, sì, invece in quella di direttore artistico. Ma che tipo è Claudio? Allora, Claudio è una persona meravigliosa, è una persona che tratta tutti, fa sentire tutti bene, quindi è molto sereno, molto professionale, ma anche ha un calore, è un modo di fare, insomma, che rendono tutto ciò che lo circonda e la situazione magica, perché il suo carisma comunque non è solo sul palco ma è anche personale, quindi è così. È ancora più di quello che si vede, ecco, è ancora di più. Com'è avvenuto questo incontro con Claudio? Ma allora, nel lontano 93, io ero piccolissima, avevo forse anche un po' la voce bianca ancora, però già cantavo, insomma, da un po', quindi un amico, lo saluto, Osvaldo Gallo, mi fece questa proposta. Ha detto: guarda, Baglioni sta facendo un concorso per cui fa esibire con il suo repertorio alcuni, diciamo, artisti giovani nel suo tour Oltre, e quindi registra un paio di brani e dammeli. A me piaceva tantissimo, specialmente uno di questi brani che poi scelsi, che era Con tutto l'amore che posso, quindi al piano e voce, insomma, gli mandai attraverso questo amico questa registrazione, e poi ricevemmo una chiamata, quindi mi chiamò per incontrarlo, e lì cosa mi disse? Mi piace, molto interessante. Senti, andrebbe di cantare stasera con me nel tour Oltre, cioè era un delirio, era sedevo proprio. Ecco, per cui io dissi sì, però ingenuamente, ma no, con me il pianista. Non ti preoccupare, suono io, il pezzo lo conosco. Fantastico. Quindi fantastico. Andammo sul palco, lui mi fece una presentazione stupenda, il pubblico voleva ascoltare lui e si mise a fischiare. Appena le prime note della canzone con "È lungo il Tevere", i fischi si tramutarono in voci e cantarono tutti quanti insieme a me. Immagino l'adrenalina. Sì, e poi insomma la cosa si è ripetuta prima ad Acireale, poi a Reggio Calabria, e poi da lì insomma una serie di incontri musicali bellissimi a Lampedusa 2 volte, poi in un mini tour che lui fece diverso tempo fa, che si chiama Festasia, quindi nelle piazze a Palermo, a Milano, con 200.000 persone. Mi chiese di partecipare, di fare l'apertura insieme a Baron e di duettare con lui, quindi emozioni grandissime. Beh, penso che poi per una cantante in questo caso duettare con un big come Claudio Baglioni forse è la massima gioia ambizione che uno possa veramente ottenere. Questo ovviamente l'incontro con Claudio è stato presente l'evento che ti ha sancito a livello nazionale, però suppongo che prima di Claudio c'è stato anche un grande percorso alle spalle. Ma io ho sempre fatto molti concerti, cantato tanto, avevo un quartetto jazz con dei musicisti calabresi veramente eccezionale, e con lui, insomma, con loro sono diciamo approdata anche a Lampedusa nel primo anno, e diciamo grazie a loro alla fine abbiamo prodotto un disco bellissimo in cui c'era come ospite Toots Thielemans, che è uno dei, l'armonicista più importante della storia del jazz, insomma, quindi è stato ospite in questo disco. Prima ancora piccolissima sono stata a Doc Show, che è su Rai, alle 3 su Rai 2 ricordo ancora, il programma di Renzo Arbore con Gegè Telesfero e Monica Nannini, insomma
Poi più avanti ho collaborato e collaboro ancora col maestro Peppe Vessicchio. Grande. Un bacio Peppe, che è un'altra persona straordinaria. Ma sì. Fantastico, anche perché noi siamo abituati a vedere Peppe in determinati vesti, poi quando lo si vede fuori il palco è tutt'altra persona, cioè è di compagnia, gioviale, è un amico come se lo conoscessi praticamente da sempre. Sì, è un uomo speciale veramente, con un grandissimo cuore. È il cuore che poi mette nei suoi arrangiamenti, nella musica, e quindi stiamo preparando un progetto e mi ha invitato diverse volte a fare dei concerti insieme a lui è venuto anche a Cosenza appunto a darmi questa gioia di poter cantare insieme a lui, e dovremmo appunto iniziare questo di cui non voglio parlare. Non ne parliamo per adesso, poi ne parleremo per adesso, più in dopo là. dobbiamo parlarne tanto. Ricordo uno di questi compagni, se ci vogliamo avviare, che era bravissimo, cantava benissimo, Sting, poi suonava... Cantava pure? Cantava benissimo, non l'avrei mai detto, suonava, no, era anche bravo, per questo erano un po' snob, perché vabbè dai, mica canti meglio di lui, ma che vuoi. È anche bravo. No, era bravissimo, poi suonava chitarra, basso, qualsiasi cosa. Allora, stiamo parlando è proprio lui. praticamente del maestro Paciola. Guido, caro, dopo Eccolo tanti qui. anni. Una reunion quest'oggi. Una reunion molto spontanea, così. Ecco perché noi praticamente estemporanea. nella nostra passeggiata abbiamo raccontato un pezzo della storia musicale, artistica di Rosa, per le quali ci ha tenuto. Dico sì, io però ho iniziato con Guido. Ho iniziato con lui. Ho iniziato con lui ed è giusto quest'oggi che nella fase cantata io svolga due pezzi insieme a Guido. Volevo insomma portare intanto il brano d'esame che mi fecero i Peanuts. Salutiamo anche il maestro Alessandro Guido e tutto il resto della band. E quindi il brano che appunto su cui mi fecero questo esame era appunto There Must Be an Angel. No one can feel like this. I'm throwing overblown with please. There must be an angel, and they're playing with my heart, yeah. I walk into an empty room, and suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels, and they're playing with my heart, yeah. I must be hallucinating, watching angels celebrating. Could this be reactivating all my senses? This looking thing, this could be a strange deception by celestial intervention, leaving me the recollection on your heavenly connection. Beh, stupenda. Ma quanti anni sono che canti, Rosa? Guarda, questa è veramente una curiosità. No, io ho sempre cantato, cioè veramente i primi ricordi sono 4 anni, 3-4 anni, cioè quello che ascoltavo in TV lo devo replicare a beneficio o meno dei miei familiari, insomma. E quando hai capito che il canto doveva essere la tua strada, doveva essere il tuo percorso di vita? Allora, io mi ero iscritta in conservatorio, appunto, alle scuole medie, e studiavo violino e pianoforte. Quando ho saputo che in conservatorio c'era una materia che si chiamava canto, cioè che proprio tu andavi lì e cantavi, e lì ti davano i voti, cioè dovevi studiare addirittura, cioè dovevi cantare a casa i compiti, cioè no, questa, e voglio fare questo. Intanto noi siamo curiosi di riascoltare un'altra tua interpretazione. Sì, facciamo ascoltare un pezzettino di un brano in calabrese.
d'acqua quello pianto e più ciangi d'amore e più cresce lo tronco e l'acqua di sto chianto funziona al contrario invece di studare fa salire lo fuoco ammalati ad amore e mali amori ammalati ad amore e amori e mali ammalati ad amore e mali amori ammalati ad amore amori e mali s'avviva la menzogna ammalati ad amore ti fa apparire peggio uno scotoncia la notte e la cosa più curiosa è che non puoi guarire lo vero ti spastora lo falso ti convince ammalati ad amore e mali amori ammalati ad amore e amori e mali ammalati ad amore e mali amori ammalati ad amore e amori e mali. Allora, noi teoricamente avremmo praticamente bisogno di altre 3 puntate per raccontare tutta Rosa, perché ahimè i tempi a nostra disposizione sono veramente stretti. Ti auguriamo il meglio, saluta gli amici di Selfiamoci. Ciao, a presto, mi ha promesso a presto. Ciao e alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.